Un gruppo di donne vicentine ha deciso di lanciare un messaggio importante alle più brillanti menti della Silicon Valley a tutela della biodiversità. Il nostro è un gruppo tutto femminile, io mi occupo della digital strategy, Chiara, la nostra founder, è stata anche la creatrice del video e Alice, basata su Londra, si occupa di strategia di engagement. Il progetto parte più di un anno fa e ho acquistato un libro, il cui titolo è Metà Terra di Edward Wilson, e mi ha incuriosito per qualche motivo. L'ho lasciato su uno scaffale per un sacco di tempo e quando ho iniziato a leggerlo ho scoperto una realtà di cui non avevo idea. Il libro parla appunto della sesta estinzione e in quel momento ho iniziato ad informarmi sempre di più su questa tematica, su questa crisi ecologica che stiamo affrontando e di cui nessuno parla, o meglio i media non raccontano ancora bene come altre realtà, come ad esempio il cambiamento climatico. Tramite questi libri e report sono venuta a conoscenza, ho approfondito sempre di più la problematica appunto della sesta estinzione. E quello è stato il momento in cui ho iniziato a domandarmi cosa potevo fare come professionista e come persona per questa grandissima crisi che stiamo affrontando. La prima risposta ovviamente, occupandomi di comunicazione e nello specifico essendo una motion designer, è stata quella di pensare di fare un video in cui potevo raccontare questo tipo di problema, ma lo volevo fare in un'ottica diversa. Non volevo il classico video educational in cui semplicemente si racconta qualcosa e non si forniscono delle soluzioni. Volevo proprio partire dalle soluzioni, partire da quello che concretamente possiamo fare, anche se magari non è la cosa più giusta da fare, anche se non è la soluzione perfetta, però partire dalle azioni, partire da comunque qualche azione concreta che possiamo appunto fare per risolvere questo tipo di problematica o comunque per iniziare ad affrontarla. Quello che appunto era partito come un video è diventato poi, grazie al gruppo, un vero e proprio progetto che stiamo facendo crescere in questi mesi. E stiamo ricevendo anche degli ottimi riscontri, perché il video appunto è stato selezionato nei maggiori festival internazionali a tema ambientale ed è stato proiettato dal Messico all'Australia in vari punti d'Europa e in generale sta ottenendo appunto un ottimo riscontro. In questo periodo si parla tantissimo di cambiamento climatico, del problema della plastica che sta inquinando tutti i nostri oceani, però è come se i media si fossero dimenticati del problema della biodiversità. In realtà sia il cambiamento climatico che la tutela della biodiversità sono le due facce di una stessa medaglia. Di quelli che noi chiamiamo i cosiddetti animali immagine, come può essere il panda o l'orso polare, sembra che nessuno quasi si preoccupi di tutte le altre specie di animali. Una parte importantissima è ricoperta ad esempio dagli anfibi, dagli insetti. E un'altra cosa da sottolineare è che questo problema non riguarda solo paesi lontani da noi decine di migliaia di chilometri. La tutela della biodiversità deve avvenire anche nel giardino dietro casa. Quando siamo stati a scuola tutti abbiamo studiato quel famoso meteorite che è capitato sulla Terra e ha spazzato via l'esistenza dei dinosauri e di un sacco di altre specie viventi. Quella è stata la prima di una serie di perdite di biodiversità che hanno interessato il pianeta Terra. Ce ne sono stati 5 e sono state in epoche remotissime. Al momento stiamo affrontando la sesta, per questo è chiamato sesta estinzione.
Dal 1970 ad adesso c'è stata una perdita di biodiversità pari a quella che c'è stata con la caduta di quel meteorite nell'Ordoviciano? 65 milioni di anni 65 fa. milioni di anni fa in Messico. E la differenza rispetto al meteorite è che le cause adesso sono tutte di origine umana. Gli scienziati oggi parlano di circa 200 specie estinte al giorno. A livello locale che cosa sta succedendo? Prendiamo per esempio il caso di Venezia. Venezia uguale turismo. Se Venezia è riuscita ad arrivare ai giorni nostri in queste condizioni è perché negli ultimi 500 anni sono state adottate delle pratiche, delle tecniche di tutela della laguna. Quindi la parola d'ordine in questo caso è sostenibilità.